Intanto ringrazio per l'accoglienza qui oggi Mm, e in generale che ho ricevuto nel territorio, devo dire insomma che mi fa mi piacere. ha veramente colpito, ecco, l'accoglienza delle persone in ospedale, nelle strutture territoriali e anche nei comuni che ho iniziato a girare da qualche giorno. Sicuramente abbiamo tanti aspetti in comune perché chi si occupa di sanità lo fa per i cittadini e chi amministra un comune Lo fa per i lo fa per i cittadini. cittadini, Sì. quindi i bisogni e le necessità che arrivano al sindaco sono poi quelli che arrivano anche all'azienda sanitaria, quindi credo che uno dei punti di forza sui quali insomma, lavoreremo sarà proprio questo, il dialogo, Grazie. intanto per capire quali sono i bisogni, per affrontarli assieme, perché l'azienda sanitaria da sola non può arrivare ovunque, e Certo. soprattutto quando parliamo dei bisogni sociali e sociosanitari, il ruolo dei comuni, del terzo settore, del volontariato, delle associazioni È vasto. fondamentale, ecco, fondamentale, può arrivare a supportare e integrare quello che fa l'azienda e questo è un po' anche il progetto che credo tutti noi direttori generali ci siamo dati Certo. su indicazione del Presidente della Regione. Quindi lavoreremo assieme, bene, secondo me bene. Ci sono tanti progetti che sono in corso, ecco, sul territorio, case di comunità, sviluppo della medicina del territorio che sarà il futuro, soprattutto in un territorio come questo che è molto vasto, molto ampio, con persone anziane, probabilmente molti vivono da soli o non hanno una rete familiare particolarmente solida, quindi saremo molto attenti soprattutto a questo tipo di bisogno. Poi abbiamo gli ospedali devono continuare a fare il loro lavoro, devono essere Certo. alleggeriti di quelli che sono invece i pazienti che vanno gestiti nel territorio. E sarà un po' il progetto comune che affronteremo, i comuni hanno il grosso impegno dell'ATS, del cambiamento da questo punto di vista, lavoreremo assieme. Se si lavora assieme riusciamo sicuramente a fare cose importanti, ecco, se si lavora da soli magari si Si è va più soli. veloci ma si fa meno strada, si fa molta più fatica Sì. e si è soli. Noi nell'immediato abbiamo in programma il centro diurno. Abbiamo individuato e iniziato questo percorso insieme al suo predecessore, perciò sono fiduciosa che lei, con le parole che ha detto, è disposto ad ascoltarci bene. Certo, assolutamente sì.